Buongiorno a tutti, oggi Perle di Galateo parla di qual è il miglior modo di salutare. Il saluto è una parte molto importante del nostro vivere in società e il suo valore risiede proprio nel riconoscimento della dignità della persona. Togliere il saluto a una persona, negare il saluto a una persona è un gesto estremamente forte e denso di significato. Il saluto, accompagnato sempre da un sorriso, va rivolto a chiunque, quando entriamo in un locale pubblico, quando entriamo in ascensore, oppure quando incontriamo delle persone lungo un sentiero in montagna. È sufficiente talvolta, quando si entra in un locale pubblico, anche semplicemente fare un cenno con il capo, ma l'importante è non dimostrare indifferenza né per le persone presenti e tantomeno per il personale. Anni fa i saluti si dividevano in formali, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, oppure nel momento del commiato arrivederci o arrivederla, e poi l'informale ciao. Oggi questa divisione è più ibrida, però il ciao, che ormai è diventato diffuso a livello internazionale proprio perché è facile da pronunciare e per la sua immediatezza, è preferibile comunque riservarlo sempre nelle occasioni amichevoli. Il ciao deriva dalla lingua veneta e in letteratura Carlo Goldoni ne ha fatto un grande uso. In origine era considerato un saluto reverenziale perché ciao significa sono il suo schiavo e quindi chi lo pronunciava in qualche modo dimostrava una condizione di subordinazione verso chi lo poneva. Successivamente il ciao si è diffuso a macchia d'olio un po' in tutti quei paesi che hanno avuto l'influenza veneziana, proprio per la sua praticità di essere pronunciato. Nel XIX secolo, invece, in Lombardia fu adottato come saluto informale e poi da lì si è diffuso un po' in tutta Italia. Salutare dicendo ciao, quindi, non è un modo scorretto, ma è poco gentile perché in realtà noi non stiamo augurando niente di positivo. Invece accogliere il prossimo con l'augurio di un buon tempo da trascorrere insieme è sicuramente una forma molto più gentile e piacevole. Tra le formule oggi molto diffuse è il salve, che però appare come una parola fredda e un po' sgraziata, utilizzata con svogliatezza e noncuranza. In realtà il salve è un saluto che deriva dal latino e vuol dire augurare, fare un augurio di buona salute, e veniva utilizzata ancora nel Rinascimento. Nel tempo però, per il suo carattere generico, è andato via via sempre più scemando e però in quest'ultimo periodo sta prendendo forma e quindi viene utilizzato spesso. Come scrive l'Accademia della Crusca, ai giorni nostri il livello di formalità si è abbassato, quindi il salve di solito viene utilizzato in quegli ambienti, in quelle occasioni dove la formalità non è così evidente. Attenzione che però salve è pur sempre un modo molto sbrigativo di salutare, superficiale e poco coinvolgente, per cui il Galateo ci suggerisce di usarlo il meno possibile nella lingua parlata e di evitarlo proprio nello scritto. Molto contemporaneo ai giorni d'oggi è anche salutarsi con un bacio. È uno stile un po' copiato del mondo dello spettacolo, che per la verità è un gesto fintamente caloroso e affettuoso. In realtà è un gesto distratto e automatico, tanto che di solito è definito air kissing, vuol dire baciare l'aria che è vicino alle guance. Ma che fare quando siamo noi ad essere baciati senza magari gradire questo gesto? Perché riteniamo diamo al bacio un valore ben più importante? Le buone maniere ci consigliano di accettare i baci senza attribuirvi importanza, senza crederci, senza scandalizzarci e magari anche senza pulirci le guance se c'è rimasto un alone di rossetto. Al commiato ricordiamoci di salutare sempre dicendo arrivederci o arrivederla, perché diciamo è un buon augurio per ripetere l'incontro. È interessante comprendere poi come il tempo cambi le abitudini e le buone maniere. Infatti, nel XIX secolo, in alcune realtà, al momento del commiato, si scambiava la parola addio. Attenzione poi al saluto che rivolgeremo nell'incontrare delle autorità. Dovremo rivolgerci a loro con l'appellativo giusto, quindi buongiorno signor Sindaco, buongiorno signor Presidente, buongiorno signor Ministro, buongiorno signor Prefetto. Un tempo al prefetto ci si rivolgeva dicendo eccellenza.
Questo appellativo invece ora è stato abolito e il titolo di eccellenza lo rivolgeremo soltanto incontrando il vescovo.